Ed eccoci allora con Elio De Anna, senza dubbio il rugbista pordenonese più celebre di sempre, 28 presenze in nazionale, 2 scudetti vinti con la Samsung Rovigo, una convocazione nel resto del mondo nel 1977 contro l'imbattibile Francia di Forù, che vinse il grande slam. Sì. Imbattibile, ma l'avete battuta in quell'occasione? No. È un risultato stretto, credo sia stato 28-31 o 21-18, adesso non ricordo bene, insomma. Giocammo al Parco dei Principi in fine ottobre, gremito di 45.000 persone. Oggi naturalmente si gioca a Saint-Denis, un altro stadio. Oltretutto tu, grazie a te, la piccola squadra raccolta da Paolo Quirini con i suoi vecchi studenti della Giovanni Antonio poteva avere in quegli anni un filo diretto con il meglio del rugby che c'era in Italia e forse a livello internazionale, perché all'epoca a Rovigo i tuoi allenatori erano Julien Sabie, Carwin James, personaggi di questo spessore. I giocatori pordenonesi hanno avuto la possibilità in quegli anni, grazie anche alla mia presenza, io giocavo a Rovigo ma già facevo il medico a Pordenone e quindi andavo su e giù da Rovigo minimo 3 volte se non 4 alla settimana ed era pesante. Nelle giornate di nebbia poi era quasi impossibile e allora Julien Sabie prima e Carwin James dopo, quindi 2 grandi allenatori che ha avuto il Rovigo ma anche il rugby italiano, avevano pensato di formare 2 macchine con 4 e 4 giocatori e quelli che erano disponibili al pomeriggio venivano a Pordenone per consentirmi di fare almeno un allenamento e non costringermi ad andare 3 volte alla settimana a Rovigo, poi la quarta era la domenica quando mi andava bene per giocare. E naturalmente questi giocatori dove potevamo allenarci, non certo a casa mia, e quindi nacque l'idea di allenarsi insieme ai giocatori del Pordenone. Quindi questi ragazzi di Pordenone hanno avuto la fortuna di vedere grandi giocatori all'opera, penso Dirk Maudet, Gerd Small, Stoffberg, per non parlare poi degli autoctoni, Zanella, Visentin, Nino Rossi e gli altri che venivano su, ma soprattutto di avere grandi allenatori come Sabie e Carwin James che davano dei consigli. E quindi posso affermare che lo stesso modo di concepire il rugby, di vivere il rugby a livello internazionale era lo stesso momento di vivere il rugby a Pordenone. Naturalmente la differenza dove stava? Nell'intensità dell'esecuzione, perché se quei giocatori avessero fatto quelle giocate o quei movimenti nel campo del rugby con la stessa intensità di questi giocatori, sarebbero stati giocatori da Serie A o da Però nazionale. Gli stessi concetti, io devo dire, stessa poi tattica. qui hanno avuto un altro grande, secondo me, un'occasione. Per esempio un tecnico come Cantiello, che è riuscito ad assimilare e a trasmettere molto di più. Difatti molte volte in quegli anni 90 le fortune del rugby pordenonese sono legate anche alla conduzione tecnica di Cantiello, che ha supplito a quello che dicevo prima, questa dicotomia con l'organizzazione dirigenziale che magari aveva nel presidente o nel vicepresidente, penso alla famiglia Cataruzza, il perno motore, mentre il consiglio direttivo era un po', non dico più latitante, ma non aveva la percezione dello sviluppo che stava subendo il rugby pordenonese. E non c'era una struttura, era tutto affidato alla buona volontà di un paio di persone. Proviamo molte a pensare, volte nella storia, in questi 40 anni. Certo, certamente. E proviamo a pensare il peregrinare del rugby nel territorio, perché non so se le amiche e gli amici telespettatori hanno contezza, ma noi abbiamo giocato e ci siamo allenati a Cordenons, dove c'è adesso l'oratorio della parrocchia, a Poncenigo, a Fontanafredda, in Comina, a Pasiano, prima di arrivare poi di mettere radici a Borgomedù. Sì, prima di mettere radici al Don Bosco, a Pordenone, dove ogni tanto scappava
uso un termine imprecazione per non dire altro, poi il povero Luciano Gallegaro doveva andare a ricomporre magari con qualche lira la situazione, perché noi di fatto, no, quando c'era, non so se ricordi questo terreno di gioco, il famoso Campassa di Sabbia, no? Dove tra l'altro c'erano 2 o 3 giocatori, adesso non so se c'era Francesco Silvestri, ma c'era Nicola, un certo Nicola di Cordenos, amico di Renato della Ragione, poi c'era un certo Mirko Portolan che faceva judo, no? Ma erano talmente giovani che non potevano allenarsi con la prima squadra, perché c'era una variazione di età, se ragazzi di 12-13 anni scalise, ma erano appassionati e io non potevo metterli in squadra con i grandi, non per giocare ma per allenarsi, perché rischiavano grosso, no? Però sono rimasti attaccati ancora oggi, perché ancora oggi, poi sono diventati giocatori ovviamente, no? Nella loro perseveranza, ma venivano ai bordi di questo campo del Don Bosco, e ogni tanto insomma qualche giocatore più anziano imprecava, e ai bordi del campo c'erano i responsabili, insomma, ecclesiali intollerabili. Allora alla fine interveniva Luciano Gallegaro e con Ave Maria, un Pater Gloria e anche qualche offerta, insomma, che serviva, riusciva, e allora ci riprendevano un poco ad allenarci. Tornando a quel periodo, quegli anni ruggenti del Don Bosco, no? Memorabile fu quell'aneddoto che è diventato leggenda per i rugbisti pordenonesi, quando tu portasti su i 2 sudafricani, i 2 giganti sudafricani del Rovigo, Os Wiese e Dirk Naudé, i quali, si racconta la leggenda, arrivarono a Pordenone su una 600, la quale avevano tolto i sedili posteriori anteriori per sedersi dietro. Sì, avevano tolto 2 sedili per poter guidare, perché Naudé, allora Os pesava 120 kg e l'altro, ma Naudé era 2,3 metri, quindi e poi arrivati con questa 600 ci fu l'allenamento al Don Bosco, e alla fine io li portai a casa mia verso le 10:30 di sera, perché dovevano cenare, e dissi ai ragazzi del Pordenone: ragazzi, non posso ospitarvi tutti a cena, però se arrivate verso le 11, 11:15 magari prendiamo un caffè insieme. E così ci fu. Arrivarono alcuni giocatori, tra cui quello che ricordo di più era Turco, tuo coetaneo, tra l'altro. Sì, mio coetaneo, no? Che cominciò a giocare a 30 anni, ma lo ricordo perché ci fu un duetto con Naudé interessante. Allora, i sudafricani, mio padre aveva preparato del vino e aveva preparato della grappa, come si usa, insomma, nelle nostre famiglie dopo cena, ma loro andavano a birra. Allora c'era della moglie di mio fratello, che era addetto all'approvvigionamento della birra e aveva preso 3-4 casse di birra che furono esaurite. Allora andò nel bar vicino a casa mia, una di quelle osterie di una volta, e incominciò questo peregrinare in cerca di birra, finché il bar disse: non ce n'ho più birra, insomma, finito le scorte. Allora incominciarono con un po' di vino e finirono con la grappa. C'era questa bottiglia da Coca-Cola da litro, piena di grappa fatta in casa, e quando cominciarono, insomma, a berla, alla fine, mentre calava la bottiglia, Turco cominciava a vedere, tant'è vero che quando uscì, io avevo questo cortile che era una piazza d'armi e lui aveva una polo color penicillina, non riusciva a fare manovra, tant'è vero che il papà della moglie di mio fratello, che è quello della birra, decise di dire: no, vado giù a piedi io in piazza, dice, non vengo in macchina con te, proprio perché Turco aveva difficoltà
a guidare. Per Sì, dire. però lo stesso Turco racconta che quella stessa sera, tornando a casa, lui aveva un garage che era proprio un pertugio, dove sempre faceva fatica a inserire la macchina perché era questione proprio di centimetri. Quella sera riuscì a entrare al primo colpo, a centrare perfettamente il garage. Sono aneddoti, misteri del rugby, ecco, misteri del rugby. L'obiettivo che Pordenone, il rugby pordenonese, il movimento pordenonese dovrebbe prefiggersi per i prossimi 40 anni, quale potrebbe essere? È una missione che ha due livelli, una missione sociale, che è quella di avvicinare nei valori dello sport all'attività sportiva più giovani possibili, ma poi c'è anche una missione agonistica, che è quella di avviare lo sport e di esplorare le capacità e le abilità anche agonistiche. L'agonismo non è un deterrente nei confronti del giovane, per farlo diventare un giocatore che possa ambire ad andare a giocare in Serie A, in nazionale, e quindi diventare anche oggi professionista dello sport. Ritorniamo in studio, per un attimo lasciamo il calcio, parliamo di fighters, football americano, abbiamo anche il rugby, football americano, i fighters che quest'oggi giocavano ad Udine. Ecco, andate d'accordo con il rugby? Beh, siamo amici del rugby. Siamo amici, non c'è problemi per quanto riguarda, poi è sempre sport, football, calcio, ciclismo, eccetera, è sempre una passione per lo sport. Ma loro hanno il campo però. Soprattutto per i giovani. Beh, insomma, non c'è problemi, il sindaco ci ha assicurato che fra qualche anno avremo il campo anche noi a Pordenone, il football americano. Certo, scusa un attimo, dopo quanto tempo avete avuto il campo voi? Oh beh, non dopo. Il campo? Sì. Il campo dopo qualche anno. 1, 2, 3? Il campo dopo 5-6 anni, ma Avete avuto? sì, vabbè, però eravamo a livello proprio ancora così, di 4 gatti in casa, insomma, ecco. Certo. Poi abbiamo avuto il campo, adesso abbiamo avuto le tribune e adesso abbiamo un signor campo, insomma, Certo. ecco. Renzo Giustina fu entrata nella storia del rugby italiano, possiamo dire, come la prima presidentessa donna di un club di rugby in Italia. Dall'82. Dal 1982. Dall'82 all'86. Claudio, però spiegaci un attimo com'è stato che tua moglie a un certo punto è diventata presidente della squadra. Il fatto è stato così, essendo noi due sempre seguivamo sempre la squadra, e io soprattutto, perché io alla sera ero anche libero dopo il lavoro, andavo sempre agli allenamenti, e una sera al bar vicino al Policlinico, Cantiere con i giocatori mi ha chiesto di diventare presidente, ma io sono stato un po' previdente dal mio punto di vista e ho detto no, fate presidente mia moglie e io faccio il segretario. Senza ovviamente senza chiedermi la moglie non sapeva niente. Esatto, all'oscuro di tutto. Sì. Ok, perché c'era un coso, motivo. c'era un fine comunque per questa proposta. Che era? Era il fatto che altrimenti poteva succedere che la signora mi rompesse le scatole perché perdevo fuori casa. un mucchio di tempo con quei balordi del rugby. Hai capito? All'inizio degli anni 80 finalmente è stato trovato il terreno che poteva fare il caso nostro, il caso del rugby. Esatto. Il comune, Sebastiano era assessore dello sport, col sindaco e tutta la troupe del comune hanno pensato bene di adibire questo spazio al rugby o a un centro sportivo. Anche. Esatto, eravamo nel quartiere di siamo tuttora, sì, perché è tuttora la casa del rugby Pordenone, nel quartiere di Borgomeduna in via Mantegna, esatto, su un terreno che in precedenza era un terreno agricolo adibito a vigne di proprietà della famiglia Galvani, donato dalla stessa famiglia Galvani al comune di Pordenone. Esatto. Ma se non ricordo male, l'allora presidente del comitato veneto della Feder Rugby vi fece una promessa. Sì, mi fece una promessa e mi disse: signora, se riesce a avere il campo io le regalo i pali, e così è stato. Dopo le diverse battaglie con Sebastiano, che una volta ha detto... La tenacia della presidentessa, sì, alla fine. Una volta a Trieste ricordo che disse Sebastiano:
la signora, siamo stati al CONI di Trieste per altri motivi così, e disse: la signora è come un carro armato, passa sopra tutti. Che bella grande e grossa, no? A un certo punto c'è stata poi un altro cambiamento della denominazione sociale, da Amatori Pordenone a Union Raps. Esatto. Questo è in seguito alla fusione col Polcenigo Squirrels. È diventato Union Raps, che sarebbe una sigla: Rugby Amatori Pordenone Polcenigo Squirrels. Con il marchio Carniel Autoaccessori, cioè l'azienda di Rino Carniel, arriva nella stagione 83-84 la prima storica promozione del Pordenone, già Union Raps, dalla C2 alla C1. Esatto. Poi un ulteriore salto di qualità, di solito in questi casi si dice mos tua vita mea, è capitato quando il rugby Magnago si è sciolto, liberando diversi giocatori anche di qualità che si sono poi accasati a Pordenone. Esatto. Sono arrivati Roveredo, la tortura subito, Massimo Rossi, terza linea, un pilone o quello che è, e Alzetta, poi Sparti, Remi Alzetta, perché Alzetta là ce n'è 1 miliardo. Contemporaneamente, quasi nello stesso periodo, l'avvocato Luciano Calegaro ha portato anche un altro sponsor importante nella storia del rugby Pordenone, che è stato la Cassa di risparmio di Udine Pordenone. Esatto, quello ha levato dalle rogne la società praticamente. Non è che fosse piena di rogne, ma insomma era sempre coi soldi tirati, no? Arrivata la Krupp, c'era un po' più di disponibilità e ci siamo rilassati un po', ecco. Tutto là. E arriviamo al campionato 88-89, quello della seconda promozione, dalla C1 alla Serie B. Esatto. Si arriva sul finire del campionato allo scontro decisivo contro il Bassano, una trasferta difficilissima, con Giovanni Cantiello nel doppio ruolo di giocatore-allenatore, sì, come il solito, sì. La vecchia guardia a suonare la carica e qualche giovane innesto, qualche giovane di talento come Alessandro Lisotti. Sì. E Silvestrin, che era giovanissimo anche lui. E comunque la partita Pordenone l'ha tenuta in mano abbastanza bene, ecco. Ha pressato sempre gli avversari. E sì, ormai verso la fine si era visto anche il pubblico era un po' rassegnato, esatto. A un certo punto entra dalla panchina, si alza, punto, il gigantesco. Sì. A un certo punto Cantiello pensa di cambiare Zilli, che era forte ma è un po' leggerino, e mette dentro Cimolai, che è più o meno un 120 kg, etto più, etto meno, no? Sì. E allora uno spettatore per l'epoca era anche adesso, ma ancora di più per l'epoca, era un giocatore di stazza. Altro che. E io ero fotografo, perché ero dentro il campo che facevo le foto, e dietro di me un spettatore del Bassano, quando ha visto Cimolai, ha detto a quello vicino: ah beh, non, e adesso sti qua chi li muove? Erano un po' rassegnati, ecco, alla fine. E poi l'ultima giornata in casa, quella che ha sancito la promozione, contro il Vecchio Rugby Treviso, lì si è poi scatenata la festa della promozione. Certo, sì, col Vecchio Rugby gli abbiamo dato una passata, sì, ormai. Speriamo che non ci sentano. Sì. Sì. Le passate le abbiamo prese anche noi, Una volta, sto attento, c'era una partita col Trieste, non in Fiamma, un'altra squadra di Trieste, il CUS mi pare, e prima della partita l'arbitro di San Donà, mi pare che era, ha parlato un po' con Quirini perché si conoscevano, eccetera, conosceva anche Deana e qua e là, e va bene. Allora Quirini negli spogliatoi, visto i ragazzi che erano un po' nervosetti perché sapevano della forza di questa squadra, noi eravamo appena arrivati, ha tentato di tranquillizzarli e ha detto: ragazzi, l'arbitro è con noi,
l'arbitro è il nostro amico. Vabbè, comincia la partita, abbiamo beccato 97 punti a 3. Meno male che l'arbitro era con noi. Frutto di una scarica di punizioni contro. Ah, pure. Sì, e il bello è che eravamo andati in vantaggio per 3-0 con una punizione di cella. E poi è finita così, ecco. Meno male che era amico. Appena avuto il campo abbiamo cominciato a seminare per poter tirare su dei bambini, dei giovani da tirare su e per fare un certo vivaio, diciamo, ecco. Il primo allenatore, si può dire, che accudiva a questi ragazzini era Massimo Fraziano, al quale poi si è aggiunto anche sì, poi Giovanni Bartol, dimenticato Giovanni Bartol, Gottai, anche Schiavon, anche Corsini, anche Turco ha allenato i bambini, sì, nei vari anni seguenti, diciamo. E da questo primo nucleo sono venuti fuori per esempio Lisotti, Vidali, Di Prima, Grizzo e qualche altro che ora no. Chiarotto, famoso, era molto bravo oltretutto. E così, e poi un po' alla volta, sì, abbiamo schierato anche 3 squadre giovanili.